Emergenza migranti, continuano gli arrivi solo nella Marca trevigiana, 20-30 persone la settimana. Il prefetto dice servono spazi, ma dal bando in scadenza oggi offerti solo 20 nuovi posti letto. Oltre 90.000 telespettatori hanno seguito su Ring ieri sera l'atteso confronto tra Mario Conte e Giorgio Denardi, primo duello in TV per le elezioni di Treviso, scontro su tutti i fronti. A feste per i 171 anni della Polizia di Stato, il questore De Bernardin dice fare rete per affrontare il tema del disagio giovanile, in aumento violenze domestiche e stalking. A 17 anni il vandalo che sabato ha danneggiato il pannello informativo all'esterno della gipsoteca di Possagno, il ragazzo incastrato dalle telecamere, i genitori dicono risarciremo il danno. Era stato fermato con quasi 2 kg di cocaina a Treviso. Questa mattina il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà il 45enne accusato di essere un narcotrafficante. Scontro tra un'ambulanza, sirene spiegate e un'auto a Castello di Godego, feriti in modo lieve le 4 persone, 3 operatori del SUEM e il conducente della vettura. Sorgerà a fiamme il villaggio olimpico di Cortina per i Giochi invernali 2026, avrà 1.200-1.300 posti e costerà intorno ai 36 milioni di euro, l'annuncio del sindaco Lorenzi. Un cigno ferito fermo sulla carreggiata è stato salvato dai carabinieri e da alcuni passanti che avevano segnalato la presenza dell'animale in via Nuova Trevigiana, a Casale sul Sila. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In telegiornale di Treviso dunque in primo piano il tema dei migranti. Mentre il governo dichiara lo stato di emergenza nazionale, gli sbarchi continuano e così anche gli arrivi, anche in Veneto, di richiedenti asilo da accogliere. Nella Marca trevigiana 20-30 persone la settimana, fa sapere il prefetto Sidoti, con gli uffici del governo che stanno cercando di reperire nuovi posti letto, ma dal bando in scadenza oggi sono solo una ventina i nuovi posti messi a disposizione. Il primo servizio. 3.000 sbarchi in 3 giorni a cavallo di Pasqua sulle coste italiane, un fenomeno, quello dei migranti, che secondo il governo ha registrato negli ultimi mesi un aumento del 300%. Se da Palazzo Chigi si continua a lavorare a una stretta dell'accoglienza, dall'altro, di fronte a questi numeri, è impossibile che le regioni e i territori ce la facciano da soli. Da qui la decisione di istituire misure straordinarie per i prossimi 6 mesi. Ieri il governo ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, in previsione di ulteriori arrivi di massa. Nell'ultimo mese se ne sono concentrati tanti, anche nel Veneto, nella nostra provincia in particolare, settimanalmente abbiamo ricevuto dei migranti, il numero di una trentina, ventina, trentina a settimana. Un flusso continuo, rotte che si intersecano, Libia, Tunisia, Turchia. Le prefetture vengono chiamate a fare ciascuna la propria parte nella redistribuzione dei migranti e quelle del Veneto non sono da meno. Per la Marca, decine di persone in arrivo ogni settimana sono un numero consistente, ma il sistema ad oggi si autosostiene, malgrado le strutture principali siano già da mesi pressoché sature. Noi in provincia abbiamo fino adesso fatto fronte con i posti, chiedendo in relazione ai contratti che ci sono con gli enti gestori l'aumento dei posti. Ma anche la prefettura di Treviso sta correndo ai ripari. Inevitabile prevedere che se gli sbarchi continueranno con questa frequenza ci sarà bisogno di ulteriori spazi. Oggi scade anche il termine per una manifestazione di interesse, avviso di manifestazione di interesse che abbiamo emesso per la ricerca di nuovi posti. Vediamo quelli, se abbiamo fiducia che anche il territorio ci dia una mano con l'indicazione di possibili soluzioni alternative, alloggiative. Alla chiusura dei termini le offerte di nuovi posti letto si sono però limitate a una ventina. Bisognerà dunque valutare se per ora possano bastare o se sia necessario intraprendere altre strade. Adesso apriamo una pagina sulla politica cittadina. Le elezioni di Treviso sono stati oltre 90.000 i telespettatori che hanno seguito su Ring ieri sera l'atteso confronto tra Mario Conte e Giorgio Denardi, il candidato sindaco uscente di centrodestra e il candidato sindaco del centro-sinistra. Le tensioni tra i due in queste settimane, il primo duello elettorale in TV, uno scontro davvero su tutti i fronti. Gli date la mano? Voglio una città viva, ma scusa, voglio una città che la popolazione cresce, che nascono bambini, che i giovani rimangono in città e non vadano a Milano o Bologna. Questo serve, il risultato è questo. Giorgio, non mi interessa quanti soldi, come sono stati spesi. Ti chiedo scusa, su 115 cantieri tu non te ne ricordi 5. Il fair play durò lo spazio di una foto, ma tant'è. Inevitabile che il primo duello TV per la corsa a Casugana fosse ad alto tasso di ebollizione.
Mario Conte e Giorgio Denardi, lo yin e lo yang della campagna elettorale per Treviso, verrebbe da dire. Luogo, gli studi di Antena 3 per il ring di Ferdinando Avarino. I duellanti abbozzano sorrisi, ma lo scontro su più fronti di queste settimane sta a dimostrare come i due non si amino di certo, a partire dal caso Monigo. Mi ha offeso profondamente, sono rimasto molto amareggiato, perché io gli stavo offrendo una birra la mia birra per fare un cin cin con lui e insomma, vabbè, non vado oltre, perché ci sono testimonianze. Io onestamente mi sono sentito, non capisco perché, aggredito in quel modo. Posso forse aver sfiorato la giacca con la mano così, come per dire, dai, che domenica prossima qua tu farai giocare il Treviso. Questa è stata l'offesa più grande che mi sono permesso di rivolgere al dottor Denardi, che se si è sentito offeso, per carità, mi scuso, però non ho offeso, non ho aggredito. Le testimonianze che sono state riportate, in particolare quello di Franco Rosi, che ovviamente non vedeva l'ora di strumentalizzare la situazione, trovano altrettante, anzi 10 volte di più, testimonianze che dicono che non è successo assolutamente nulla. E lei mi ha messo le mani addosso e più di una volta le ho detto per favore non mi tocchi, per favore non mi metta le mani addosso, per favore non mi metta le mani addosso. Se le ho messo le mani addosso, secondo me è giusto che lei vada a denunciare. I carabinieri hanno altro da pensare. Sì, no, ma voglio dire, la violenza fisica e aggressione è una cosa grave. Botta risposta anche sul Parc Vittoria. Trovo un controsenso andare a fare un investimento così importante e così impattante sulla città quando si sa che si andrà verso una pedonalizzazione della città. Quindi le auto non devono essere richiamate dentro la città, mi sembra ovvio, mi sembra una cosa veramente incredibile pensare di andare a costruire un parcheggio da 400 posti auto lì. Ha talmente tanto ragione il dottor Denardi che dice ma perché portare 430 auto in Piazza Vittoria? Perché in realtà noi non le portiamo in Piazza Vittoria, perché l'ingresso e l'uscita di questo parcheggio sarebbero dal lungo Sile Mattei. In realtà noi via Cadorna, Piazza Vittoria, che sono le piazze con l'affaccio sulle scuole, le liberiamo completamente dalle auto. E poi Denardi all'attacco sulla Treviso che definisce ferma. Io credo che col PNRR a disposizione si possa fare molto di più, si debba fare molto di più. Questo a me sembra evidente, per cui vorrei fare un rapporto tra gli annunci e le cose realizzate. Mi stupisce tutta questa quantità enorme di annunci quando sembra che sia impossibile fare qualcosa in 5 anni. Confondere i cantieri, quindi gli investimenti del Comune col PNRR, investimenti che partiranno tra l'altro a partire da settembre, non perché il sindaco è cattivo, ma perché le tempistiche del PNRR sono queste, evidenzia la totale mancanza di conoscenza e questo mi dispiace perché forse nella squadra qualcuno dovrebbe anche spiegare un po' meglio come funziona. Sotto l'occhio delle telecamere Denardi e Conte se la dicono senza peli sulla lingua, pure su un rapporto tra avversari mai realmente concretizzatosi. Sono qui a disposizione. Ti ho chiesto 50 volte, mi eviti sempre, ti ho invitato per il caffè. Ma il caffè, ma scusa, ma adesso ribatti la frittata anche in questo modo. Il caffè ve l'ho portato io, però scusa, possiamo svelare. Il ribaltatore dei frittati. Tantissimi temi affrontati, anche il tema lottizzazione e cementificazione. Sentite. Da cittadino trevigiano abbiamo devastato il nostro suolo e continuiamo ad andare avanti con lottizzazioni selvagge. Basta cemento, basta auto. Allora, Denardi ha aggiunto un pezzo forte, in più. Coraggioso, no? 10 anni del PUMS, 5 anni per approvarlo e poi in 10 anni ottengo tanto così. Basta, bisogna avere il coraggio, bisogna darsi a fare. E invece di andare in giro a fare comizi, a essere sempre in strada, a farsi vedere per le strade, che si vada a lavorare, a fare progetti, a portare avanti quello che serve per la città. Conte, sulla questione del commercio immagino che ha aggiunto adesso Denardi debba dire qualcosa anche lei, poi andiamo in pubblicità, prego. Le chiedo però veloce. Sì, no, ma è una confusione totale. Vabbè, però... Cioè, tutto il contrario di tutto. Cioè, adesso mi prendo anche la colpa del supermercato di San Giuseppe che è stato approvato da una forza che è in coalizione con lui. Io capisco il disagio, attenzione, però voglio dire, se la prenda con chi c'era prima di me, cioè che era Manildo, che è il suo grande sponsor, penso che avrete litigato su quel supermercato. Io tra l'altro sono quel sindaco che a San Paolo, là dove lei vede gli arbusti semimorti, premesso che se dovessero essere morti causa siccità, che penso non sia colpa nostra. Beh, insomma, dipende da come si fa la siccità. Cioè, la siccità. Dipende da che si sceglie, dipende ma chiedo scusa, mi assumo anche la colpa della siccità. Però voglio dire, dovessero essere morte verranno sostituite perché il contratto parla chiaro, quindi non si preoccupi da questo punto di vista. Però io sono quel sindaco che lì ha fermato il supermercato, che
il suo sindaco, insieme a quelli che c'erano prima, avevano autorizzato. È sospeso, non è fermato. No, è sospeso. È fermato, perché laddove oggi c'è... Staremo a vedere. Allora lei ha sempre la verità in tasca, allora comincia... Prego. Allora no, anche per rispetto dei cittadini, spariamola a chi la spara più grossa. Temi caldissimi, toni caldissimi, altro tema di discussione, l'aeroporto di Treviso. Credo sia più in difficoltà Giorgio De Nardi, nel senso che tra le sue file ricordo che il Partito Democratico era in prima fila tra il comitato nell'aeroporto. Ricordo anche che la precedente amministrazione aveva addirittura ceduto le quote dell'aeroporto, cosa che noi siamo riusciti per fortuna a fermare proprio perché il disinteresse e la visione su un tema invece secondo me strategico come quello dell'aeroporto è diametralmente opposta. Non so poi l'anima civica se la vede più come me o se la vede come il Partito Democratico, però non vorrei che ci fossero già dei conflitti su questo punto di vista. La quota di partecipazione è del tutto marginale, non serve proprio a nulla per quanto riguarda ciò che regola un aeroporto. Quello che voglio dire è che se non ci fosse stato un aeroporto non l'avrei mai costruito a Treviso. Se dipendesse da me lo trasferirei a Venezia, ma non dipende solo da me e quindi l'aeroporto c'è, ci sono tutta una serie di motivi per cui è difficile, è oneroso, è costoso e ha una serie di ripercussioni il trasferimento completo dell'aeroporto a Venezia, per cui dobbiamo farci i conti, però lo scopo, l'obiettivo dell'amministrazione comunale, in quanto tutela della salute dei cittadini, deve impegnarsi a fondo per far sì che le regole che sono state definite vengano rispettate. Ecco, questo è quello che i comitati mi hanno detto, è che l'amministrazione attuale non ha fatto assolutamente niente per monitorare i livelli di inquinamento, acustico, le opere di compensazione, eccetera, eccetera. Quindi quello che mi hanno detto, io ho parlato Insomma, l'avete capito, lo scontro è sempre più forte man mano che ci si avvicina ovviamente alle elezioni. Fra poco torneremo a parlare della politica anche cittadina. Uno dei temi però della campagna elettorale è quello della sicurezza e quello delle baby gang. Di baby gang anche ha parlato oggi il questore di Treviso, la festa della polizia. Le bande di ragazzi, le violenze domestiche e gli incidenti stradali nel suo discorso davanti alla platea di Santa Caterina riunita per i 171 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. Il questore di Treviso Manuela De Bernardina ha toccato innanzitutto i temi legati a giovani e donne. Ben 65 nel 2022 gli ammonimenti per violenze tra le pareti di casa e atti persecutori in forte aumento. 66 le vittime della strada, di cui 12 giovani sotto i 20 anni. È un numero grande ed è un triste primato di questa provincia in Veneto. È sicurezza che deve essere percepita non solo dai giovani che saranno gli automobilisti e i fruitori del domani, ma sono già oggi, ma soprattutto degli adulti. Bisogna osservare le regole perché tante volte basta un secondo buttare l'occhio da un'altra parte e si crea un danno irreparabile. De Bernardin che ha invocato un lavoro in sinergia per affrontare il tema del disagio giovanile. Qui non si tratta di baby gang, qui si tratta di aggregazioni di ragazzi che magari si atteggiano con modalità diverse da quelle di qualche anno fa, che però creano allarme e per questo dobbiamo affrontarle. L'attività investigativa della squadra mobile della Polizia Postale, lo sforzo dell'ufficio passaporti, le onorificenze ai poliziotti che si sono distinti, quindi in piazza il villaggio della polizia con le scolaresche e gli stand delle varie specialità. Lo stesso questore ha testato gli occhiali che riproducono l'annebbiamento della vista causato dall'abuso di alcol. Presenti anche gli operatori del centro addestramento alpino di Moena, intervenuti insieme al cane Maia anche nella valanga in Marmolada. Uno scenario difficile da dimenticare, specialmente il primo giorno è stata veramente dura per noi e per tutti quanti, uno scenario inimmaginabile. Maia ci ha aiutato soprattutto nel recupero di oggetti e resti che siamo riusciti a trovare anche nei giorni successivi. Ecco. Si è parlato di giovani, di giovanissimi, baby gang, giovanissimi come il 17enne che ha vandalizzato il pannello informativo all'esterno della gipsoteca di Possando ed è stato individuato e denunciato.
È stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza l'autore di un atto vandalico a Possagno. Si tratta di un 17enne della zona che lo scorso 8 aprile ha preso di mira il pannello informativo situato all'esterno del museo Gipsoteca Antonio Canova. Il giovane ha pensato bene di lanciare un oggetto, probabilmente un sasso, che ha mandato letteralmente in frantumi il vetro del manufatto. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri. In soli 3 giorni il ragazzino è stato identificato. I militari dell'Arma hanno convocato il minore in caserma con i genitori che hanno già espresso la volontà di risarcire il danno all'amministrazione comunale. Il 17enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Torniamo alla politica, prima di quella cittadina, la politica regionale, lo scontro di queste settimane tra Lega e Fratelli d'Italia, il braccio di ferro era legato fortemente alla questione delle nomine dell'ufficio di presidenza. Oggi c'è stata la votazione, nulla è cambiato, non ci sono dunque posti in più, non cambia l'assetto per Fratelli d'Italia, che però dice non chiedevamo posti. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! Preceduto da vibranti polemiche come raramente si è assistito in Regione negli ultimi anni, la presunta resa dei conti tra Lega e Fratelli d'Italia pare se non altro rimandata alla prossima occasione. Il voto del Consiglio ha confermato la composizione dell'ufficio di presidenza: Roberto Ciambetti coi vicepresidenti Finco e Zotti, 6 segretari Sponda e Baldin, 3 leghisti per la maggioranza e un PD e un 5 Stelle per le opposizioni. Tutto come prima. La richiesta di maggiore spazio da parte di Fratelli d'Italia per ora non ha seguito, neanche nelle dichiarazioni di intenti. Non c'è stata nessuna richiesta particolare. Noi abbiamo semplicemente detto al Presidente Zaia di essere a disposizione per quelle che possono essere qualunque tipo di esigenze e qualunque cambio di passo magari potesse essere necessario nell'azione di governo. Ma quanta brace arde ancora sotto la polvere che oggi è stata copiosamente sparsa per coprire le tensioni che agitano i rapporti di forza interni alla maggioranza? Uscite come quella dell'assessore Roberto Marcato, come vengono interpretate? Cioè sono un segno di forza della Lega oppure un segno di debolezza di un partito che sente che gli state erodendo consensi? Non entro nel merito delle problematiche che possono avere in questo momento all'interno della Lega o nei confronti di Fratelli d'Italia. Credo che insomma quello che c'è stato oggi è la dimostrazione che i buoni rapporti ci sono e quindi l'alleanza prosegue tranquillamente, anche perché poi quello che si è dimostrato è che noi non abbiamo chiesto nulla. Il Veneto, a robusta trazione leghista di una volta, pare messo in discussione dall'avanzata elettorale di un alleato che diventa sempre più forte. Ma, come ha detto il presidente Zaia, non è che a ogni elezione si possa cambiare l'assetto amministrativo. Dobbiamo concentrarci unicamente su quelli che sono i bisogni dei veneti e del Veneto. Per fare questo abbiamo bisogno di un'alleanza forte con i nostri compagni di viaggio di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, cosa che sicuramente verrà garantita e che sarà costante come è stata in questi 2 anni e mezzo. Oggi ne è stata dimostrazione e sicuramente vedremo che anche in futuro questa maggioranza si muoverà per dare delle risposte concrete e rapide ai veneti. Staremo dunque a vedere, restiamo alla politica ma torniamo a Treviso, riprendiamo le fila dunque della campagna elettorale per la città, stadio di Monigo, al di là del caso presunto attacco, presunto aggressione, c'è il tema del futuro dello stadio di Monigo, ne ha parlato oggi ospite della prima edizione il candidato sindaco del Partito Comunista Italiano Ugo Moro. Intanto mi dispiace che lo stadio del rugby, che è una sorta di tempio dello sport, sia stato profanato perché come voi sapete bene anche le aiuole portano lì le porte del rugby attorno allo stadio di Monigo. Da ex giocatore di rugby quale è stato, non poteva Ugo Moro, candidato sindaco a Treviso per il Partito Comunista, non commentare lo scontro sul futuro dello stadio Tenni andato in scena in queste ore tra i candidati Conte e Denardi. Lo stadio Tenni va rimesso a posto, va risistemato, si fa il calcio. Come si è fatto, si possono fare delle altre attività, fare un museo del ciclismo, è una posizione strategica, va fatto un parcheggio,
importante che noi pensiamo nell'economia della Grande Treviso. Il modello Grande Treviso applicato anche nel rapporto tra centro e periferie, grande distribuzione e piccolo commercio. Quindi basta cemento sì, perché va rivista la Treviso verde, la Treviso ecologica, la Treviso bomboniera d'Italia e d'Europa, e quindi davvero evitare utilizzo di suolo, anzi ci sono le caserme, ci sono dei vecchi metri cubi. Io faccio il costruttore di lavoro, tra l'altro, anche perché c'è un problema casa grande su Treviso, non andrebbe dimenticato, e quindi anche lì bisogna fare degli interventi. Il Comune non può disinteressarsi, perché nonostante ci sia un benessere diffuso, ma ci sono tante persone che non riescono neanche a trovare la casa, e anche in questo l'ipotesi della Grande Treviso ci aiuterebbe tanto ad evitare la periferia, perché la periferia diventerebbe il centro di un centro più grande. L'ha lanciata Ugo Moro il tema dell'emergenza abitativa, ma anche le politiche a sostegno della famiglia, uno dei punti caldi della campagna elettorale e della lista Unione Popolare a sostegno del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Mestriner. Sentiamo allora Zanella, Unione Popolare. È necessario capire e utilizzare tutto ciò che oggi è in qualche maniera inagibile e di patrimonio pubblico. Nel solo condominio del Biscione, quello di San Paolo, ci sono 25 appartamenti sfitti da rimettere, per dire, a norma, 25 appartamenti inagibili in un edificio di un centinaio. Ma poi insomma siamo in una città dove sarà necessario calmierare il prezzo delle case. Case a prezzi calmierati per coppie giovani, famiglie in difficoltà, famiglie monoreddito. Questa è una delle priorità più importanti per Unione Popolare. Per Gabriele Zanella un'emergenza a cui destinare fondi, togliendoli piuttosto alle grandi opere che per i sostenitori del Movimento 5 Stelle a Treviso hanno un'importanza secondaria. Io credo che il primo ruolo di un comune debba essere un ruolo rivendicativo. Cioè, noi non possiamo essere in un territorio dove arriva un ministro delle infrastrutture e stanzia 77 milioni di euro per il territorio per fare, per dire, un pezzo di strada di 3,5 km e avere un'amministrazione comunale che o gli dà ragione o è silente e come dire, mette le grandi opere nelle priorità politiche, amministrative, programmatiche di quella che è Treviso. Una scarcerazione che fa discutere, poi anche un incidente che ha visto coinvolta un'ambulanza. Tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta alle telegiornali di Treviso, ripartiamo dalla cronaca. Era stato fermato, lo ricorderete, in zona San Zeno con quasi 2 kg di cocaina, aveva anche aggredito dei poliziotti, ma il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà il 45enne accusato di essere un narcotrafficante. Sentiamo perché. Il provvedimento di custodia cautelare è stato annullato dal Tribunale del Riesame e evidentemente hanno ritenuto valide le considerazioni che ho esposto, e cioè la non sicura riferibilità, cioè il possesso della ingente quantità di sostanza stupefacente appunto all'arrestato. Insomma, secondo i giudici non ci sarebbe la prova che la droga ritrovata, quasi 2 kg di cocaina, 112 grammi di anfetamine, oltre 1.575 euro e il materiale per confezionare le dosi, fosse effettivamente riconducibile all'uomo. Il 40enne dominicano, quindi finito in manette il 18 marzo scorso, è tornato in libertà. L'uomo era stato fermato dagli uomini della squadra mobile di Treviso e Udine durante un'operazione antidroga. Il blitz era scattato in zona San Zeno, a ridosso della stazione ferroviaria, in quello che era considerato il covo del narcotrafficante. Durante l'interrogatorio di garanzia all'uomo, che si era avvalso della facoltà di non rispondere, era stata confermata la custodia cautelare in carcere. Oggi la decisione dei giudici che hanno annullato la misura. Fra l'altro lo straniero, armato di coltello, aveva aggredito durante l'arresto i poliziotti. Sì, la sua dichiarazione peraltro risulta anche dagli atti che gli agenti di polizia giudiziaria non si erano erano in borghese, non si erano potuti identificare, per cui ha avuto un gesto di reazione ritenendo che non fossero appunto poliziotti.
Assieme al quarantenne era stata arrestata anche la cugina proveniente da Barcellona, che in quel pomeriggio gli stava per consegnare un involucro con oltre 1 chilo di cocaina. L'uomo, che era tenuto sotto controllo da tempo dalla polizia, è accusato di spaccio e possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, il quarantenne smerciava tra Veneto e Friuli. L'accusa rimane e attenderemo da libero il processo. Un'ambulanza in pieno intervento, diretta verso un intervento, e una vettura allo schianto questa mattina a Castello di Godego, 4 feriti. Il mio collega stava girando per venire al lavoro e l'ambulanza era dietro, comunque aveva le sirene e comunque era probabilmente in fase di sorpasso, sì. Ore 8:30 circa, un'ambulanza a sirene spiegate in fase di sorpasso in direzione Bassano vede un'auto ferma in mezzo alla strada prossima a svoltare. Il conducente si augura che il mezzo non si muova e continua il sorpasso, ma l'auto ingrana la prima per concludere la manovra e passare sul lato opposto della careggiata. L'ambulanza, che procedeva nello stesso senso di marcia e in fase di sorpasso, la prende in pieno. Impatto inevitabile per l'auto Lettiga in piena corsa. È questa la causa del sinistro al vaglio dei Carabinieri di Castelfranco Veneto dell'incidente in via Caprera di Villarazzo a Castello di Godego fra un'auto e un'ambulanza del SUEM, che in quel momento non stava portando nessun paziente ma aveva al suo interno 3 operatori del 118. Uno scontro violento che fortunatamente ha causato solo ferite in modo lieve alle 4 persone coinvolte. Il conducente della vettura, di 43 anni, residente a Castelfranco Veneto, il conduttore del mezzo di soccorso, un 30enne di San Martino di Lupari, un'infermiera 50enne di Castelfranco Veneto e una tirocinante 21enne di Riese Pio X. L'uomo alla guida dell'auto stava svoltando perché era arrivato sul luogo di lavoro. Tutti e 4 i feriti sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto con altri mezzi del SUEM subito intervenuti sul posto. Il violento impatto ha fatto scaraventare la Rover all'interno del fossato che percorre la via, scoppiati anche gli airbag dell'ambulanza. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto. Tanta paura e anche un pizzico di buona sorte in questo caso per i protagonisti della vicenda, che se la caveranno solo con pochi giorni di prognosi e perché nell'ambulanza in quegli istanti non si stava trasportando nessun paziente. Valdobbiadene adesso, dove l'associazione volontaria antincendi boschivi ieri sera è riuscita a spegnere un incendio al margine di un bosco nella frazione di Guia, scongiurando il peggio. Scongiurato un incendio nel territorio nella zona bassa di Ghia, ai confini fra Miane e Farra. Degli ignoti hanno dato fuoco a della legna accatastata accanto ad un vigneto a 2 passi da un bosco. Provvidenziale l'intervento notturno dei volontari dell'AVAB di Valdobbiadene, che hanno spento le fiamme dopo alcune ore. La segnalazione del rogo è giunta alle 20:20. I volontari si sono attivati alle 20:50, scongiurando di fatto che le fiamme si propagassero devastando l'intera area boschiva. I servizi forestali, grazie alla conoscenza del territorio, sono riusciti a raggiungere l'area con 2 mezzi antincendio e 6 volontari. Una volta spente le fiamme del materiale accatastato, hanno provveduto a bonificare anche il bosco adiacente per verificare non vi fossero degli inneschi causati dalle faville. I volontari di AVAB, Valdobbiadene, Segusino e Valsana intervengono in un territorio vasto che va dal Monte Cesen al Montello. Da tempo i volontari chiedono di poter disporre per i loro interventi di un'autobotte. Avere la possibilità di trasportare acqua fa la differenza sia in termini di sicurezza per i volontari che operano di fronte al fuoco, sia in termini di risoluzione rapida o espansione incontrollata di un incendio. Un cigno ferito, fermo sulla carreggiata, è stato salvato dai carabinieri e dai passanti che avevano segnalato la sua presenza in difficoltà in via Nuova Trevigiana a Casale sul Sile. Sul posto gli uomini dell'Arma, assieme ad alcuni cittadini, hanno messo in sicurezza l'animale sul ciglio della strada. La viabilità con l'ausilio del personale della polizia locale è stata poi sospesa per alcuni minuti per consentire l'intervento in strada di volontari del centro recupero fauna selvatica di via Caldibera di Treviso, che hanno recuperato il volatile e trasportatolo poi presso la struttura per le cure del caso. Adesso andiamo nel Bellunese.
Ci sono le novità su Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali, perché il villaggio olimpico di Cortina si farà a Fiammes e costerà 36 milioni di euro circa. La scelta definitiva è stata annunciata dal sindaco Gianluca Lorenzi al termine della cabina di regia che si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Chigi a Roma. La scelta è stata fatta, la sede del villaggio olimpico a Cortina sarà a Fiammes, è lì che sorgerà il cuore pulsante dei Giochi Olimpici 2026, a 4 km dal centro di Cortina, lungo la 51 di Alemagna, che da Lampezzo si dirige verso la Pusteria, nella Valle del Boite, tra il Po Magagnone e la Tofana Terza. Accantonate per ragioni logistiche la sede di campo e l'ex villaggio Eni a Borca di Cadore, non ritenuto idoneo allo scopo, la cabina di regia di Milano Cortina 2026, riunita nel pomeriggio a Palazzo Chigi, ha deciso per Fiammes e da qui non si tornerà più indietro. L'annuncio è stato dato al termine della riunione del primo cittadino di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi, che ha espresso grande soddisfazione. Il villaggio olimpico sarà composto da casette provvisorie, avrà 1.200-1.300 posti e costerà 36 milioni di euro. Il villaggio resterà a Fiammes per un periodo stimato in circa 1 anno e mezzo fra montaggio e smontaggio dei prefabbricati e ospitalità di atleti e staff per tutta la durata dei giochi. Lorenzi ha aggiunto che bisogna considerare anche tutto il comparto sicurezza, polizia, finanza, carabinieri. Dobbiamo capire, ha detto il sindaco, come coinvolgerli nella situazione perché sono fondamentali nell'esecuzione dell'Olimpiade. Proprio ieri l'ex sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, aveva auspicato di poter ragionare sulla rimozione definitiva delle strutture provvisorie che potrebbero al contrario andare incontro alle necessità di alloggi di cui è carente la Conca. Fuori tempo massimo la richiesta del sindaco di Borca di Cadore, Bortolo Sala, che ha inviato al commissario Sant'Andrea tutta la documentazione per valutare un'operazione sull'ex villaggio Eni che avrebbe potuto garantire un intervento a vantaggio della collettività. La cronaca adesso con un episodio inquietante e violento avvenuto in orario notturno lo scorso weekend in centro a Belluno fra via 30 ottobre e Porta Dante. Per motivi sconosciuti 2 giovani si sono resi protagonisti di una violenta colluttazione finita male per un ragazzo portato al pronto soccorso del San Martino con numerose ferite al volto. Il giovane sarebbe stato colpito con una bottiglia rotta. L'accaduto non è stato rilevato nell'immediatezza dei fatti dalle forze dell'ordine che non sono state chiamate, che avrebbero dunque assunto informazioni soltanto il giorno successivo dopo la notifica degli atti registrati in ospedale. Quindi le indagini anche su questa violenta colluttazione continuano. Intanto oggi al Comunale di Belluno nel pomeriggio si è svolta la celebrazione per i 171 anni della Polizia di Stato, occasione anche di un consuntivo per i reparti impegnati in provincia. Reati in calo, soprattutto furti e casi legati allo spaccio di stupefacenti, altissima l'attenzione per i crimini perpetrati online contro i minori. La sicurezza prima di ogni cosa, quella percepita e quella reale. L'impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che quest'anno celebra il 171esimo anniversario di fondazione. Cerimonia al Teatro Comunale in un insolito orario pomeridiano che però ha garantito una partecipazione più ampia, soprattutto dei giovani nei confronti dei quali si consolidano dialogo e confronto. Esserci sempre in fondo il motto che caratterizza l'attività della Polizia che nell'anno appena archiviato ha risposto alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini. Il consuntivo rincuora complessivamente calano del 16% i reati, soprattutto i furti, le truffe e le frodi informatiche. In diminuzione anche il traffico di stupefacenti, pur se restano sostanzialmente stabili denunce e arresti. In controtendenza il dato sulle rapine, salite da 13 a 20, la più cruenta quella al supermercato Ardivella, Ponte nelle Alpi, risolta con l'arresto di 2 giovanissimi del posto. 30 i fogli di via notificati a soggetti pericolosi e 7 gli ammonimenti a altrettante persone per maltrattamenti e atti persecutori. Nel bilancio trovano spazio anche i numeri dei servizi di sicurezza in montagna con 1.640 interventi di soccorso alpino e i dati di ciascuna delle specialità della Polizia di Stato, amministrativa, stradale, ferroviaria, postale, polizia giudiziaria. Sul fronte della violenza di genere la squadra mobile ha denunciato in un anno 38 persone per maltrattamenti in famiglia, stalking e violenze sessuali. Esserci sempre. Una frase che conferma il nostro impegno in tutti i settori nei quali si articola la nostra attività istituzionale e che testimonia la volontà di affrontare con coraggio le sfide del futuro, confidando nella collaborazione e nella vicinanza della società civile. Cuore della cerimonia anche quest'anno la consegna delle benemerenze al personale, 20 in totale gli attestati che hanno premiato acume, spirito di abnegazione e coraggio donati a una professione che è una missione a servizio dell'intera collettività.
L'ex deputato bellunese Dario Bond è diventato consulente e consigliere del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. L'incarico a titolo gratuito, esattamente come quello ormai scaduto della presidenza del Fondo Comuni Confinanti, la cui nuova guida a breve dovrebbe essere ufficializzata. Bond si occuperà delle problematiche che affliggono l'ambiente e l'agricoltura, dall'emergenza siccità al bostrico, dal cuneo salino alle azioni di contrasto della flavescenza dorata che riguarda le vigne del Veneto. Non mi resta che lasciarvi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Tornano piogge preziose per il nostro territorio. Una perturbazione atlantica in transito causerà maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 13 aprile. Sul Veneto condizioni spiccatamente instabili, con cielo molto nuvoloso e coperto. Avremo precipitazioni diffuse un po' ovunque per tutta la giornata e con frequenti rovesci e temporali anche di moderata intensità. Temperature in lieve calo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 10 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto e precipitazioni intense, anche temporalesche, più consistenti sulle prealpi Giulie, con intense nevicate in quota. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso piogge diffuse ovunque, limite della neve in discesa fino a 1000-1200 metri. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.